stata un'emozione davvero grande, perché realizzare una scuola per un sindaco in un'amministrazione penso che sia un sogno di tutti, ma soprattutto non capita tutti i giorni. È stata una grande emozione, una giornata di festa e soprattutto una giornata storica per Col San Martino. L'abbiamo realizzata in 18 mesi, c'è stato un grandissimo lavoro di squadra, su questo devo ringraziare davvero tutte le maestranze, l'impresa, la direzione dei lavori, l'ufficio tecnico del comune, perché veramente siamo riusciti in pochissimo tempo, dopo i container, a portare i ragazzi all'interno del nuovo plesso di Col San Martino. Ripeto, è una grande soddisfazione mia personale, perché ci ho creduto fin dall'inizio, l'ho vista crescere, l'ho vista nascere ancora sulle carte, e oggi poterla inaugurare è stata una cosa veramente bellissima, e sono davvero felice, davvero orgoglioso di aver ridato una speranza a una comunità che probabilmente iniziava a perderla dopo tutti quegli anni all'interno dei container. Oggi è stata consegnata anche la vecchia campanella in onore, insomma, della nuova scuola. Sì, la vecchia campanella che ho recuperato durante il periodo della demolizione del vecchio plesso. In mezzo alle macerie, appunto, ho trovato la campanella che ho riconsegnato alla dirigente scolastica. La campanella poi è un simbolo per gli studenti, perché di fatto va a decretare l'ora, ma anche l'ora della ricreazione, quindi è un suono riconoscibile a tutti, e quindi è stata riconsegnata. Di fatto l'ho tenuta nel mio ufficio gelosamente in tutti questi mesi, per poi aspettare questa giornata per poterla riconsegnare. Sono arrivata neanche un anno fa come dirigente scolastica in questa scuola, e sono rimasta subito meravigliata dall'accoglienza che mi hanno fatto tutti i docenti, i collaboratori, la comunità, perché venivano da 10 anni di reggenza e veramente desideravano avere un capo d'istituto che potesse assicurare una certa presenza e continuità. Naturalmente la prima questione che mi è stata sottoposta era proprio l'avvio della nuova scuola primaria di Col San Martino, che era ancora in fase di costruzione. Quindi abbiamo lavorato davvero tanto, innanzitutto per riuscire a far partire una classe prima per l'anno scolastico 2025-26. Ci siamo riusciti grazie al lavoro dei docenti, della dirigenza dell'amministrazione comunale, quindi è partita questa classe prima con ben 21 bambini, e qui veramente è una cosa rara, perché negli ultimi anni c'era stato un calo di iscrizioni, ovviamente legato al calo delle nascite, però l'idea di avere una nuova scuola, che era una promessa per l'anno scolastico 25-26, ha sollecitato le famiglie che sono venute anche da fuori comune e hanno iscritto i loro bambini qui da noi. È stata una promessa dell'amministrazione comunale questa scuola, una promessa mantenuta, c'era molto scetticismo, non ci si credeva che si sarebbe riusciti ad aprirla per l'anno scolastico, ma invece ce l'abbiamo fatta e siamo tutti molto orgogliosi. Questo è il laboratorio di informatica, è stato faticoso riuscire a metterlo a posto, voi lo vedete così, bello, ordinato, con tutti i computer perfettamente funzionanti, ma vi assicuro che si è lavorati fino a tarda sera per riuscire a essere pronti per l'inaugurazione. Io ringrazio veramente tutti. Ringrazio la comunità di Col San Martino e in generale di tutto il comune di Farra di Soligo, ringrazio il sindaco Mattia Perencin, ringrazio tutti i miei collaboratori. Agli studenti voglio augurare di vivere sempre la scuola come una giornata di festa quale questa, perché la scuola non è soltanto fatica, lo dicevo a qualche genitore, la scuola è soprattutto gioia, gioia perché si sta insieme agli altri, gioia perché si imparano tante cose, gioia perché si cresce, e quindi non bisogna vivere la scuola come un peso, ma come un'opportunità.